Come da tradizione, l'ultima domenica di agosto ad Agrigento ed in particolare per la chiesa della sua frazione balneare San Leone è la festa della Madonna Assunta. Un momento di preghiera scandito da tradizioni suggestive come quello in cui la Madonna viene posta su un barcone ed accolta dai giochi pirotecnici o la cerimonia della posa di una corona di fiori omaggiata dai vigili del fuoco. Ma le iniziative partono già da stasera. Già sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta e questa sera ci sarà un bellissimo spettacolo di brani siciliani alle ore 21 alla Chiesa all'aperto. Domani ci sarà una bellissima commedia sempre alla Chiesa all'aperto alle ore 21. Sabato ci sarà 100 passeggini per la vita e poi alle ore 21 faremo il karaoke all'aperto. Come nel programma c'era scritto che era al Porticciolo, però c'è stato un cambiamento, quindi lo faremo alla Chiesa all'aperto. Poi domenica, giorno conclusivo, giorno della festa, alle ore 18:30 ci sarà l'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco, alle ore 19 inizierà la processione. Arrivati al Porticciolo, la processione continuerà per via mare con un corteo di barche e poi ci saranno i soliti giochi pirotecnici.